Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla DDA di Catanzaro sono state eseguite stamani all'alba dai carabinieri di Cosenza e del ROS. Destinatari delle misure restrittive presunti appartenenti al clan mafioso Fora Stefano, operante nella Sibaritide. L'operazione Ultimo Atto avrebbe consentito di far luce su 3 omicidi avvenuti di recente nella zona. I militari hanno anche sequestrato droghe ed armi. 3 persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Cosenza per usura. I coniugi Francesco Cozza, 44 anni, e Patrizia Mandarino, 41 anni, erano già stati tratti in arresto lo scorso mese di luglio per un altro episodio di usura. Questa volta, affiancati da Maurizio Zomparelli, 47 anni, di Montalto Ufugo, i 3 avrebbero prestato denaro ad un tasso del 300% annuo ad una persona costretta anche con minacce a restituire mensilmente i soldi. Il sostituto procuratore di Catanzaro, Alberto Cianfarini, ha aperto un nuovo fascicolo nei confronti di un ginecologo in pensione che era stato condannato a 7 anni lo scorso 5 ottobre per pedofilia per presunti abusi su 4 minori tra il 1998 ed il 2004. Nel mese di aprile di quest'anno l'uomo avrebbe indotto un ragazzino a seguirlo in un appartamento a Catanzaro Lido. Il minore, all'uscita di casa, aveva in tasca 25 euro e l'ufficio minori della questura, prontamente intervenuti su segnalazione, sta accertando le ragioni di questo dono. La mia conclusione è che sia stato un evento criminoso, forse a scopo estorsivo, e che qualcosa purtroppo sia finito male. Ad affermarlo il criminologo Franco Bruno, intervenuto sulla vicenda di Rina Pennetti, 33 anni, di Spezzano della Sila, scomparsa a Rende il 6 ottobre del 2009. Bruno, su incarico della famiglia della donna, ha eseguito una serie di indagini e di perizie che sono state raccolte in un dossier presentato al procuratore capo di Cosenza Dario Granieri, perché si apra un'inchiesta ufficiale. Colpo di scena nell'udienza per il processo di padre Fedele Bisceglia. Un religioso, padre Rocco Sagaria, in aula ha dichiarato che il 4 aprile 2005 sarebbe stato a Laurigliano, nel Cosentino, a celebrare la messa, confermando così l'alibi del frate Oltrà per il giorno in cui avrebbe abusato sessualmente di una suora. In realtà l'accusa e la stessa procura non hanno nascosto le perplessità sull'udienza del religioso, chiedendo l'acquisizione dell'agenda originale dove c'era segnato l'appuntamento. Le 2 proposte di legge del consigliere regionale Emilio De Masi sull'Enoteca regionale nel Crotonese e del centro di monitoraggio per la sicurezza stradale a Crotone sono state al centro di una conferenza stampa promossa dall'IDV. Per De Masi l'ipotesi dello sdoppiamento dell'Enoteca regionale sarebbe mortificante per il territorio. Presenti all'incontro i vertici locali e provinciali del partito, il consigliere regionale Tallarico e il sindaco della città. C'era anche il sottosegretario del Ministero dei Trasporti, Bartolomeo Giachino, alla presentazione ieri pomeriggio dei nuovi treni arrivati a Catanzaro che saranno utilizzati nella tratta Catanzaro-Lido-Cosenza. Si tratta di convogli di fabbricazione svizzera della Stedler, dotati di tutti i comfort per un totale di 100 posti a sedere. Ad accogliere il sottosegretario la vicepresidente della Giunta regionale calabrese Antonella Stasi. È arrivata alla banchina 14 del porto di Crotone la nave da crociera Seabourn Spirit, con a bordo oltre 200 ospiti provenienti da tutto il mondo. A dare loro il benvenuto l'assessore comunale Silvano Cavarretta e il consigliere delegato Franco Pesce, che hanno sottolineato l'importanza delle rotte crocieristiche per il turismo crotonese. Sul molo c'erano stand con materiali promozionali della città. La nave tornerà a Crotone anche il 25 ottobre e il 2 novembre.